da cittadino dico, beh, fino ad ora per 4-5 anni ci avete detto che se le autostrade tornavano in mano al pubblico non si pagavano più. Adesso immagino che toglieremo le sbarre ai caselli, tutti utilizzeranno gratis le autostrade. Vediamo se le bugie hanno le gambe corte oppure se non sono bugie. Aveva iniziato a parlare di liberalizzare una parte dell'A27 con il progetto del Terraglio Est, risorto dalle sue ceneri più e più volte e ora ripreso in mano dalla Regione Veneto. Ora che l'interlocutore è diventato un soggetto pubblico, l'ipotesi diventa ancora più credibile. Togliere i caselli, liberalizzare per evitare l'apertura di altri cantieri. Ma non solo, anche secondo il Presidente, per mantenere fede a quel mantra sbandierato per anni quando il Movimento 5 Stelle era all'opposizione. I grillini che festeggiano perché le autostrade sono diventate pubbliche, io dico bene, siccome oltre a farla diventare pubblica hanno sempre detto che le autostrade non si devono pagare, vi ricordo che per la nostra pedemontana dicono che è assolutamente uno scempio che le autostrade devono essere gratis. Bene, adesso il governo ha società autostrade di proprietà, adesso immagino che liberalizzerà non solo la 27 ma tutte. Conti alla mano, l'operazione costerebbe 3 milioni di euro l'anno. Questo è il conteggio fatto dalla società Autostrade quando le era stato chiesto un parere sulla liberalizzazione del tratto trevigiano. Una partita che Zaia non ha mai nascosto di voler giocare con il privato. Era il 2 febbraio 2020 quando ai nostri microfoni il presidente dichiarava: Magari se vuoi fare un atto distensivo è assolutamente tutto Veneto e Trevigiano sarebbe bene, la mia porta è sempre aperta, potremmo già fare un bell'accordo e pensare alla 27 libera magari.